E che si è fatto sentire un messaggio perverso di origine trevigiana. Questo è un dato di fatto che posso attestare. Allora, poi i trevigiani non hanno acqua da dare a nessuno, e Asi, che è stato citato nell'ultimo consiglio comunale, 55% dell'acqua è da fonte artesiana, Candelù e Roncadelle, di qua e di là del Piave, ma il 45% è acqua dell'Iventa, prelievo Bocca Fossa. Questa è temporanea tra l'altro, cioè nel periodo estivo, perché già dopodomani, quando verrà la piena dell'Iventa, non si può più prelevare. E a Torre del Caigo verso Jesolo, lì è acqua del Sire, quindi non viene contaminata dalle piene alpine, e quindi mentre qua arriva giù il Cellino e il Meduna che porta. Quindi ecco, queste sono chi dice che c'è acqua per noi. Io sono come il ragazzo della via Gluck, mi lavavo in cortile e dopo sono andato a lavarmi a casa, ma fino quasi a 20 anni mi lavavo in cortile, e fortunatamente mi lavavo in cortile con l'acqua del pozzo artesiano mio, nostro, di mio bisnonno, di mio nonno. Quando è arrivata l'acqua dell'acquedotto, perché su Maga era basso Oliventa, è arrivata l'acqua di Torate, non è arrivata altra acqua, e lì ce n'è per tutti, fortunatamente. Dal 2012 l'acqua di Torrate alimenta anche il centro di Portogruaro. Questo qualcuno non lo sa, ma se non c'è stata siccità quest'estate, il merito è di quella grossa condotta che i portoghesi stanno pagando in bolletta per un certo numero di anni. È cominciata nel 2003 e finita nel 2013. Sono 5 km di tubo da 40 cm che parte da Cinto e arriva a Portovecchio ad alimentare, perché la Narolla dà quello che può dare, insomma. La fonte storica di Portogallo è la Narolla, anche questo è in Friuli. Allora, domanda, che cosa penso della lettera della sindaco senatore? Beh, è evidente che la sindaco si è sentita in dovere di precisare il suo pensiero rispetto a questo tema, perché nelle case cominciava evidentemente ad affluire questo volantino, che poneva la questione nel modo a nostro avviso adeguato e corretto. Quindi è una sorta di intervento per cercare di chiarire qual è il pensiero dell'amministrazione. In realtà non l'ha chiarito, perché a mio modesto parere è un pensiero virgolette neutro. Ci sono dei concetti, dei principi generali, io devo fare gli interessi dei cittadini, ho capito, ma come? Primo, come? E poi perché l'ETA non è una soluzione che va incontro agli interessi dei cittadini? E allora, se tu sei convinta di questo, spiega il perché. Questo noi abbiamo lamentato e continuiamo a lamentare. Non c'è dibattito, non c'è discussione, non c'è confronto, nemmeno su temi primari come quello dell'acqua. Per cui per me questo è lo stile solito, uno stile virgolette istituzionale neutro, che però non entra nel merito della questione e soprattutto non dà prospettiva, non dà soluzione, non dà prospettiva. Quindi per un cittadino, a mio modestissimo parere, questo è un comunicato poco comprensibile. Poco comprensibile, come è stato anche poco comprensibile il fatto che la sindaco senatore nell'ultimo consiglio comunale ha appoggiato la richiesta di togliere dall'ordine del giorno
inoltrata dal Movimento 5 Stelle. Ma come? Come se il percorso di LTA lei non fosse parte attiva su questo percorso. Ve l'ho detto prima, lei è stata dentro gli organismi che hanno definito, e se c'era qualche perplessità lo si doveva dire prima, non all'ultimo minuto, non all'ultimo momento. Voi comprenderete che su questo tema, su questo aspetto, mi dispiace dirlo, lo dico da portoghese prima di tutto, c'è confusione e io credo che i cittadini stiano percependo questo. Ora, se noi parliamo di questioni poco rilevanti, pazienza, poco male, ma stiamo parlando di un bene primario come quello dell'acqua, cioè, quindi su questo ci doveva essere linearità assoluta, trasparenza assoluta e decisione, bisogna andare là verso questo obiettivo. All'ultimo minuto chiedere il ritiro del punto all'ordine del giorno quando 39 comuni su 41 hanno votato, a me sembra un pessimo segnale politico dato ai cittadini e dato anche alla comunità più ampia. Ecco. Sì, non devo rispondere anche ad altre cose. No, ma questa della lettera è la cosa più importante. Cioè in pratica siamo ancora al buio. Cioè per voi non è chiaro che da lì... No, non è chiaro nulla. Allora io volevo farvi presente anche un'altra cosa. Avendo studiato bene la delibera e tutto il resto, la delibera si compone di due parti. La proposta di delibera che gli altri 39 comuni hanno già approvato si compone di due parti. Uno, approvazione della fusione. L'approvazione della fusione può essere fatta anche solo a maggioranza qualificata, che in questo caso è già raggiunta. L'altra parte invece riguarda il discorso del concambio, un discorso molto complesso e molto tecnico che ho capito solo in piccola parte, ma ho capito la conclusione. Se lì non c'è unanimità, il notaio non ti dice vai avanti, ma chi non è d'accordo deve essere tutelato e allora deve nominare un perito, una cosa, adesso non lo so, però questo porta a un altro anno di lavoro, intanto scadono tutti i termini. No, vuol dire che LT Acqua sparisce. Sì, ma quindi alcuni comuni, i comuni friulani andranno nell'ambito friulano, i comuni veneti dovranno andare in un altro ambito veneto, naturalmente ci sarà le fonti là sono nostre, Sì, certo. Guardate, io sono stato a Torrate domenica scorsa e visto il giornale per cui scrivo, c'era la festa della tutela del creato. E sono andato lì e questa festa era ovviamente diocesana, quindi era a casa nostra. Là c'è il simbolo della Repubblica Italiana che dice che nel 1963 il Provveditorato Opere Pubbliche di Venezia ha pagato quell'intervento per la realizzazione delle fonti di Torrate. Venezia. Sì. No, tanto ce l'ho qua la foto, se la volete. Antonio? No, poi a integrazione perché è un periodo importante questo. Il comune di Portovaro, i cittadini del comune di Portovaro venivano gestiti da 3 acquedotti, il comune in proprio, il Basso Livezza e il Basso Terreno. E il comune di Portovaro aveva tutte le condotte da rifare, piombo, amianto, eccetera, non aveva le risorse. La prima operazione che ha fatto si è fusa con il Basso Livezza. Successivamente il comune di Portovaro, assieme al Basso Livezza, si è fuso col Basso Tagliamento e ha creato un'unica società per il contenimento dei costi, per l'investimento, eccetera. Questa società ha collegato i 2 acquedotti, le condotte di 2 acquedotti, perché Bibbione non riusciva a avere l'acqua, quindi se c'era il contenimento di acqua al Basso Tagliamento interveniva il Basso Livezza.
Quindi c'è un'operazione che va avanti e attraverso questa società abbiamo fatto degli investimenti straordinari nella società. Ricordo uno importante che ha collegato, passando sotto la ferrovia, la zona commerciale di San Nicolò allacciandola di qua. Lo dico a memoria storica perché altrimenti non c'era contenimento di costi, non c'erano investimenti, non c'era il controllo dell'acqua, non c'era un servizio per la spiaggia per esempio e per i cittadini. Successivamente, quando ci siamo fusi con altri, per convincere tutti e per lavorare in termini che si poteva in quel momento, abbiamo creato due società, una di gestione e una di patrimonio, per salvaguardare il patrimonio di tutti i comuni. Quindi erano due società, poi la legge ha impedito e per contenimento dei costi le abbiamo fuse, adesso non c'è più la società del patrimonio. Da 4 a 1. C'è stata un'operazione determinante. Pensate che gli investimenti sui depuratori, noi ne avevamo non so quanti nei comuni che facevano parte a LTA attuale, e si stanno riducendo tutti e creandone 3 in tutta l'area per il contenimento dei costi, per il controllo della situazione e per l'efficacia dell'impianto. Mi fermo qua perché solo per fare memoria storica di cosa è avvenuto e cosa si sta facendo, quindi queste cose l'amministrazione doveva conoscere perché ha la struttura che è in grado di conoscere. Però chiudo dicendo, ma guardate, su 41 intanto c'è la fusione tra il vecchio LTA, il Friuli occidentale col Pordenone, che prima era da solo, e Ambiente Servizi, quindi una società che ha sistema ambiente. Sistema ambiente. Lui è una società importante. Allora, semmai era il Friuli che aveva votato un ambito unico dell'acqua, a creare dei problemi ai comuni del Veneto d'Italia che erano solamente 11. Allora c'è stata una lungimiranza del Friuli e della Regione Veneto e una, come dicevi tu, una sottovalutazione, una confusione dell'amministrazione comunale di Portogruaro. Su questo mi pare talmente evidente che non c'è bisogno di tante analisi, tanti studi, tante robe. Cioè c'è un percorso fatto che ha sempre tutelato i 41 comuni, lo ha sempre fatto, perché è giusto che sia così, se non vengono società più grosse ci assorbono e allora sì il problema diventa più complesso. E tenete conto che se noi non siamo con il Friuli, e se il Friuli non fa i bacini di contenimento e il Friuli fa degli investimenti, noi andiamo sotto acqua sempre. Quindi il problema viene trattato a Portogruaro una superficialità e una, come posso dire, un modo, non che premia o tutela i cittadini, che li sta penalizzando, perché poi i rapporti di forza è chiaro che incidono se non c'è una squadra dentro i comuni che tirano tutti dalla stessa parte. E io credo che questo sia uno dei fatti più gravi che noi stiamo registrando. È giusto che il gruppo consigliare, voglio dire, abbia dato un peso giusto su questa cosa, attraverso la conferenza stampa, attraverso l'informazione ai cittadini, attraverso un percorso che interrompa questo attendismo, perché più noi attendiamo, più noi corriamo rischi anche di contenimento dei costi. Scusate, ho voluto solo fare un minimo di storia, perché questo vale a comprendere quello che sta succedendo oggi. Scusate. Se posso, io mi collegherei all'intervento appena fatto dall'ex sindaco Bertoncello per riprendere proprio questo concetto che secondo me è fondamentale. Io credo che in questi ormai 2 anni e mezzo di amministrazione senatore, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il gruppo che ha a che fare costantemente con le attività amministrative e con l'operato di questa giunta, a me pare di poter dire che sembra che le contraddizioni all'interno di questa maggioranza siano ampie e che ormai l'unico collante che li tiene insieme è proprio cercare di in qualche modo smantellare tutte le esperienze positive e anche meno positive, per carità di Dio, che nelle passate amministrazioni sono state portate avanti. Faccio degli esempi. Oltre a questo tema dell'acqua, un altro tema molto evidente proprio nell'ultimo consiglio comunale è stato quello del casello autostradale di Albisocoli. E riporto solo questo esempio proprio per spiegare quello che sto affermando. Il comune di Portogruaro, ricordando
l'intervento appena fatto dal nostro capogruppo e anche da quello che ci ha appena raccontato Bertoncello, è stato negli anni comune protagonista in percorsi fondamentali che incidono molto sulla città di Portogruaro, ma non solo, incidono su tutto il territorio del portogruarese e vanno ad influenzare anche altri territori, in particolar modo quelli della regione che ci troviamo a pochi chilometri di distanza. E questo ha fatto sì che per Portogruaro ci fossero dei vantaggi, cioè la città di Portogruaro godesse di alcuni vantaggi rispetto a meccanismi che si mettono in piedi, come quello per esempio della gestione delle acque. Questo attendismo, se non addirittura remare contro rispetto ad alcuni percorsi storici che non sono nati con l'amministrazione Bertoncello, ma che sono nati moltissimi anni fa sì che Portogruaro stia diventando non più un comune visto come punto di riferimento da tutto il resto dei comuni, quelli più piccoli ma non solo, per poter mettere in pratica poi esperienze positive, ma sta diventando un po', secondo noi, fanalino di coda. E questo non inficia solo sull'amministrazione che è a tempo determinato, ma inficia appunto sul futuro della città e sulla gestione di servizi che riguardano cose fondamentali come per esempio l'acqua. Allora, io credo che in una situazione come questa sia sicuramente importante il ruolo che svolge un gruppo consigliare di opposizione come il nostro, il ruolo che può svolgere un partito come il Partito Democratico, che è sempre stato molto presente su tutte le tematiche che riguardano Portogruaro e non solo, ma credo che sia fondamentale anche il ruolo dei cittadini. E io mi auguro che questa vicenda faccia in qualche modo risvegliare, questo è anche un po' il mio appello, il senso di comunità e il senso civico che ha sempre contraddistinto comunque la città di Portogruaro, i cittadini della città di Portogruaro, perché credo che sia arrivato il tempo di dare un giudizio dopo 2 anni e mezzo su questa amministrazione. Questo forse è uno dei temi più eclatanti e che mi auguro ci aiutino a riattivare un po' appunto l'attivismo, non dico politico, ma l'attivismo civico che questa città ha sempre dimostrato. E quindi il mio invito agli organi di stampa è anche quello di far capire che tutto questo lavoro che noi stiamo mettendo insieme in piedi come gruppo consigliare e come Partito Democratico è anche finalizzato appunto a stimolare un pensiero critico all'interno della comunità per fare in modo anche che questa amministrazione sbagli il meno possibile su temi fondamentali come quello dell'acqua.